Free Day, in sostanza una giornata in cui Croce Rossa si presenta fisicamente alla città. Il Comitato di Padova è un'organizzazione certamente di respiro internazionale, ma altrettanto certamente è al servizio della città. È giusto che almeno qualche volta i cittadini possano vedere fisicamente, sia pure ovviamente in maniera simulata, le azioni che siamo in grado di fare. Noi restituiamo alla città ogni anno con il nostro rapporto, il nostro resoconto, l'insieme delle attività, i numeri delle attività che facciamo, sia nel campo sanitario che nel campo del sociale, che in quello della formazione. In questa occasione essere qua significa consentire ai cittadini di immedesimarsi un po' di più in quello che facciamo. E credo che sia un'iniziativa importante perché consente di toccare con mano la realtà di una grande organizzazione di volontariato cittadina. Croce Rossa in piazza, mi fa piacere vedere questo fermento che è simbolo di quello che Padova e la Croce Rossa padovana sta facendo per la città. E credo che sia molto importante far capire alla popolazione quanta esperienza, quanta professionalità e quanta capacità di lavorare ci sia in questo comitato. La Croce Rossa Italiana penso che sia veramente la benemerita, collabora in tutte le situazioni di grande disagio, di avvenimenti sfortunati e difficili. Quindi credo che sia veramente un vanto per la città in questa giornata vedere quante attività si stanno svolgendo, stanno preparandosi, e soprattutto mi complimento per l'area giovani, perché ci sia questa attenzione anche per i giovani, per quelli che crescendo devono capire che cosa poter fare, i comportamenti, gli stili di vita giusti per crescere in un modo sano e corretto.